fondamentale per entrambe le squadre. Da una parte c'è chi vuole dare la caccia al primato, dall'altra c'è chi vuole mettere fieno in cascina per una salvezza tutta da conquistare. Amici di Sportisili, ben trovati da Francesco Cammuca dallo stadio Roberto Sorrentino di Trapani. Questa è Accademia Trapani Gela, round numero 7 del campionato di eccellenza Girone A. Di fronte due squadre, come già detto in sede di presentazione, con obiettivi diversi e anche con stati d'animo in un certo senso diversi, considerando anche quello che è il trascorso, ma considerando anche quelle che sono le attese e le aspettative di formazioni che hanno ben chiaro l'obiettivo stagionale. Da una parte c'è la squadra di casa allenata da mister Melillo, che vuole cercare di accelerare i tempi nella caccia ai punti che servono per la salvezza. Dall'altra c'è la corazzata Gela di mister Cacciola, che ricordiamo non è in panchina e che ora dovrà fare i conti col bisogno estremo di fare punti, perché non si scherza più. Adesso ogni punto vale veramente oro colato da una parte e dall'altra. Direttore di gara che dall'ultima occhiata a quelle che sono le due compagini, di cui a breve andrò anche ad elencare le formazioni ufficiali. Ultimo check, c'è Manfred con un piede sulla linea bianca, direttore di gara particolarmente fiscale in questo senso, ma poi forse si può cominciare. E allora mettetevi comodi, inizia Accademia Trapani Gela col primo pallone gestito dalla squadra in maglia magenta e nero, quasi a ricordare naturalmente una battuta i grandi rivali del Gela nella caccia alla vittoria del campionato, ovvero sia l'Athletic Club Palermo, ma ovviamente questa è chiaramente un'altra storia. Arcidiacono, la palla poi allontanata, forse direttamente in fallo laterale, prova a tenerla Manfred, non ci riesce. Formazioni con la formazione di casa, con l'Accademia Trapani che si schiera con Mistretta in porta, poi numero 2 Iannazzo, numero 3 Barraco, numero 4 Jargiu, numero 5 Benivegna, numero 6 Campanella, numero 7 Daguanno, numero 8 Agnello, numero 9 Nolfo, numero 10 Tempesta, numero 11 Bongiorno. Risponde il Gela con in porta Valenti, linea difensiva che si apre con Argentati col numero 2, poi Maidana, uno dei volti nuovi di casa gelese, con la maglia numero 3, Bossa col numero 4, Zappala col numero 5, Gambuzza col numero 6, poi Arcidiacono col numero 7, Nicoletti col numero 8, Manfred col numero 9, Cocimano col numero 10, Prestia col numero 11. È venuto 3 metri avanti, grazie. Panchina è il principale assistente di mister Cacciola, ovvero sia Lorenzo Mirabella. Il pallone intanto scodellato in mezzo, smanaccia fuori Mistretta, insegue la palla Prestia. Prestia prova a puntare, c'è la deviazione con la palla che esce in fallo laterale. Senza deviazioni secondo i giocatori di casa, in particolare secondo Barraco. Nel caso il direttore di gara ha preso la decisione, si va con la rimessa lunga da parte di Turi Cocimano. Palla già dentro l'area di rigore, di testa Jargiu, Prestia anche lui di testa, cerca di innescare Arcidiacono, esce Mistretta al limite dell'area piccola e rimette subito in gioco il pallone con Campanella che gioca in verticale, Nolfo con la sponda per Daguanno, prova a passare il 7, poi tocco per Tempesta, apertura a sinistra, forse anche con un intervento falloso, ma si gioca. Quello scambio che favorisce questo cross, allontana Bossa, poi di testa Cocimano, ancora sfera buona per l'Accademia, colpo di testa da parte di Zappalà, poi controlla al limite Campanella, tocco per Tempesta che mancina e vuol provare, conclusione fuori, non di molto, prima occasione del match. La gioca corta, Valenti su Zappalà, poi Argentati passa sul primo velo di pressing, c'è poi il fallo commesso da Tempesta, direttore di gara, che
va subito a redarguire il giocatore per la squadra di casa. Si tratta di Tempesta. Valenti con il rilancio lungo a cercare Manfrè, stacca il centravanti palermitano qui male, ma in qualche modo riesce a liberarsi del pallone Barraco. Colpo di testa di Cocimano, controlla Daguanno, controlla il rilancio, subito a cercare Tempesta, allontana il pallone Gambuzza, poi Manfrè con l'anticipo su Iannazzo, allontana Giargiù, Campanile che rimane in campo, Daguanno sovrastato da Cocimano, arriva ancora Manfrè in anticipo su Giargiù. Tutto ok secondo il direttore di gara, poi Bossa prova a recuperare la palla, allontana Benivegna, stacca bene di testa qui, ma non riesce a gestire il pallone l'Accademia Trapani con il suo numero 11 Buongiorno, poi sbaglia il Gela. C'è il tocco da parte di Agnello, poi lancio dall'altra parte, Nolfo non può arrivare, in anticipo Argentati, uno dei due under andati in campo dal Gela oggi. Qui un tocco falloso a proposito di under da parte di Argentati e arriva il cartellino giallo per Argentati. Dunque calcio di punizione, si rialza Agnello. E calcio di punizione per l'Accademia. La battuta da parte di Daguanno dentro l'area di rigore, colpo di testa di Nolfo direttamente sul fondo. E dunque sfuma il tentativo della squadra trapanese. Valenti pressato da Nolfo, rischia qualcosa l'ex portiere del Licata. Poi Giargiù, dove c'è Barraco, verticale, dove c'è solo Fabio Bossa. Buona qui la giocata di Bossa, poi Cocimano al suo fianco. Qui c'è l'avanzata con il cross primo palo, Manfrè non riesce a indirizzare verso la porta, alimenta l'azione Maidana. Maidana con l'appoggio indietro, Arcidiacono al limite. Lo scambio, ancora Arcidiacono anticipato da Iannazzo che riesce a metterla in qualche modo fuori, la lascia scorrere Maidana, fallo laterale per il Gela che adesso inizia a premere. Maidana con le mani almeno prova a battere, c'è uno scontro tra Iannazzo e Cocimano. La rimessa battuta su Manfrè, ancora Maidana, Arcidiacono, Manfrè ancora a controllare spalla alla porta, il tocco per Maidana che passa su Daguanno, poi l'intervento a chiudere da parte di Iannazzo che spazza via la minaccia, Gambuzza all'indietro, non una gran palla ma Valenti ha tempo e modo per controllare e tornare dai suoi compagni, qui rischia ancora qualcosa, Gambuzza costretto ad alzare il campanile, Cocimano prima di Campanella, poi gioco pericoloso di Benivegna, punizione per il Gela. Cocimano con la battuta lunga di testa con calma Barraco ma sbaglia, poi Nicoletti anticipato da Agnello che va giù, non c'è nulla per l'arbitro e anche secondo me. Prestia, palla scodellata in area Arcidiacono che non controlla, in qualche modo la palla arriva ma c'è Mistretta a fare buona guardia. Vuole ragionare il portiere dell'Accademia che poi scodella con le mani dalle parti di Barraco, subito aggredito da Prestia, poi arriva anche Nicoletti che la mette in fallo laterale. Con le mani può andare Barraco, sponda di spalla di Buongiorno, poi Nolfo. La palla per l'avanzata di Iannazzo che non controlla bene.
e Maidana che può andare con le mani. Cocimano, palla di ritorno che costringe Maidana a lanciarla più lontano che può, con calma, Mistretta. Jarju torna dal suo portiere, rischiosa questa giocata, costretto a lanciare Mistretta, colpo di testa di Nicoletti, poi esce Benivegna di gran carriera, ancora Nicoletti, poi Campanella che controlla, gestisce, tocco per Barraco che non controlla bene, poi la palla esce, sarà fallo laterale ancora per il Gela, che sta avendo almeno per il momento l'atteggiamento giusto, quello che sicuramente chiede mister Cacciola. Manfrè, spalla alla porta, fermato da Campanella, poi Nicoletti pulisce il pallone e lo gioca bene su Maidana. Arcidiacono si libera del pallone, subisce il contatto, calcio di punizione per il Gela. Questa è una palla sicuramente interessante che può essere messa al centro, può essere scodellata. Toni, dai Toni! Pallone aggressivo, Toni! A marcare! Campanella, Gambuzza, Manfred, Rappalà! Sul pallone Maidana e Bossa. Vedremo che andrà Bossa con effetto più a rientrare, Maidana col suo mancino. Vuole 3 uomini in barriera, non si fida Mistretta, fischia l'arbitro, se ne va Maidana, palla per Bossa che la fionda sul secondo palo, bravo Jarju. Poi la palla che passa e prova ad uscire Barraco. Avanza il numero 3 dell'Accademia con questa palla lunga verso Buongiorno con calma Argentati. Poi la prolunga Nicoletti, dove c'è Jarju, colpo di testa lungo, dove c'è l'intervento di Maidana. Benivegna, pressato da Manfredi, riesce comunque a giocarla. Barraco ha il tempo di controllare, decide però di lanciarla subito e di fatto è una palla buttata via dall'Accademia, perché Zappala la può appoggiare a Valenti, la rigioca subito, predica calma l'ex centrale dell'Enna. Bossa, verticale, Prestia di prima, cerca Manfredi, non lo trova perché bravo Benivegna, sarà fondamentale questo 1 contro 1 per gli equilibri della partita dell'Accademia. Arcidiacono, palla sempre incollata al destro, poi Scucchiaia scambia con Cocimano, ancora i due ex Enna che si liberano, conclusione respinta da Iannazzo. Bossa di testa per Prestia che controlla, Prestia subito pressato e fermato da Barraco, fallo laterale Gela. Prestia tornato al gol 7 giorni fa, un gol molto bello tra l'altro contro la Parmonval, gol che ha sbloccato la partita contro la formazione palermitana, poi partita finita 4-0 e che per il momento, considerando l'attesa per la ripetizione di Oratorio Marineo San Giorgio Piana, proietta la squadra di Cacciola al secondo posto a -2 dall'Athletic, insieme alla Don Carlo Misilmeri. È proprio Don Carlo Misilmeri il protagonista di una delle 3 partite che potrete vedere tra qualche minuto, insieme ovviamente ad Accademia Trapani Gela, in diretta sul canale YouTube di Sportisili TV. Don Carlo Misilmeri che ospita il Partinico Audace di mister Abbenante. Poi saremo live dall'Ali Cauli di Piana degli Albanesi per San Giorgio Piana contro Casteldaccia, ma anche da Castelbuono, dallo stadio Failla per Supergiovane Castelbuono Marsala. Poi domani, come di consueto, appuntamento a partire dalle 20:30 con Lo Calcio. Inizieremo alle ore 20:30 con il direttore sportivo del Città di Sant'Agata Francesco Marra Cutrupi, poi ospite in studio l'allenatore dell'Ascari Cefalù Peppe Vigneri. Torniamo in cronaca. Daguanno col pallone messo in mezzo, allontana Gambuzza dove c'è il solo Campanella che controlla, adesso viene aggredito a Bossa, in qualche modo però a tenerla e ci riesce. Buona giocata qui, Daguanno prova a farla scorrere ma sbaglia. Bossa riesce a girarla nonostante il pressing e allora Argentati, sul quale c'è Agnello, giocatore molto importante. Agnello, giocatore dinamico, di grinta, è il cursore di centrocampo che fa al caso dell'Accademia. Qui Manfredi con le maglie sua e di Benivegna che si allungano, Manfredi in qualche modo la tiene, l'arbitro lascia giocare
Cocimano ai 20 metri, palla per Arcidiacono che può puntare, Arcidiacono converge, ancora Arcidiacono, palla per Maidana che può calibrare il cross, lo fa sul secondo palo, Prestia con la girata bloccata da Mistretta. Ancora una volta con grande calma Mistretta, che è stato molto bravo qui a restare in piedi, a prendere la posizione, a presidiare il primo palo. Colpo di testa di Gambuzza, ma l'arbitro ha visto un fallo da parte del numero 6. Oggi manca Tosto, manca anche Sessa del Gela, squadra che probabilmente subirà qualche ulteriore cambiamento nel corso del mercato di dicembre. Vedremo naturalmente come andranno le cose, c'è ancora un mese pieno da giocare. Cocimano, palla verticale a cercare Manfrè, l'aggancio perfetto del bomber Palmitano che va a calciare col mancino in due tempi. Mistretta con Arcidiacono che prima si dispera, poi applaude il suo compagno di reparto. Barraco per Nolfo, poi aggancia Agnello che la gioca in avanti, forse con troppa frenesia dopo l'ottimo lavoro in fase di stop. Benivegna di testa dove non ci sono maglie magenta. Giargiù, anche il vento che la fa da protagonista, da 23esimo uomo in campo quasi. Tempesta, anche lui troppa frenesia, si gira, non trova il pallone, poi lo recupera attaccando Bossa. Agnello accelera l'otto contro Nicoletti che lo porta verso l'esterno. Non c'è nulla secondo il direttore di gara, quindi semplice rinvio dal fondo per, anzi semplice rimessa, non rinvio dal fondo per il Genoa. Siamo ben lontani in realtà dalla linea di fondo, quindi piccolo abbaglio. Prestia, Benivegna ancora al duello con Manfrè, arriva Giargiù di testa, questa volta bene da Guanno, la pulisce andando da Iannazzo che la fionda con l'esterno, cerca Nolfo, la palla toccata in qualche modo, poi allontana Argentati. Cocimano non controlla bene, ci pensa da Guanno a metterla giù, sovrappone Iannazzo, Cocimano gliela porta via, ma secondo il primo assistente la palla è uscita. La palla a cercare anzi si trattava di Buongiorno, poi Benivegna, scontro e fallo di Manfrè. Può battere Campanella questa punizione. Battuta lunga sul secondo palo, Argentati la gioca col sinistro, non la gioca bene, di testa Nolfo, anche lui non perfetto. Ci pensa Valenti che poi catechizza Maidana, dice se la chiamo la devi lasciare, non devi correre all'indietro. A lungo il nuovo portiere del Gela, colpo di testa poi di Iannazzo direttamente da Mistretta. Valenti che ha preso il posto di Di Martino, approdato alla Folgore. Gelese Doc ha dovuto cercare un'altra squadra, altro questa è una cosa che viene rimproverata a volte anche sui social dalla tifoseria bianco-blu, che lamenta la presenza di pochi giocatori gelesi in organico. Tra l'altro gelesi che in buona parte stanno facendo bene a Niscemi, squadra che sta dominando il girone D di promozione, come possiamo vedere anche sul nostro sito e anche sulle nostre classifiche che potete vedere sulla pagina sia Facebook sia Instagram di Sportisili. Campanella se la sistema per il cross che parte, colpo di testa di Gambuzza, bella palla, arriva Barraco che la liscia, poi Prestia forse con un braccio, l'arbitro non lo ritiene volontario, guadagna comunque palla l'Accademia. Barraco, altro controllo non perfetto, altra palla persa dall'Accademia e dal suo terzino sinistro.
Zappalà, Argentati, porta sulla palla il terzino Under che poi sbaglia il tocco lungo linea, errore grave questo. Campanella, Barraco, disorienta Prestia, torna dal suo numero 6. Tempesta, l'appoggio arretrato da quando non arriva Arcidiacono che innesca la ripartenza. Arcidiacono fronte alla porta, Arcidiacono col tocco per Cocimano che è in area, Cocimano se la porta sul destro, poi salta Jargiu, l'uscita di Mistretta provvidenziale a negare il gol, poi l'arbitro assegna calcio d'angolo. L'arbitro lì a 2 metri e l'assistente di Cocimano ci Allora sarà angolo per il Gela ed è anche il primo della partita, lo batte Fabio Bossa. Bossa con la palla sul primo palo, messa da Nolfo, si va a battere il corner dall'altra parte allora. Buongiorno! Sali, buongiorno! Sali, buongiorno! No, si batte dalla stessa parte. Sali, sali! Ancora Bossa dalla bandierina, pallone che spiove, questa volta è più lungo, Manfre con la sponda, smanaccia Mistretta, forse fallo di Cocimano, così è, calcio di punizione. Palla battuta Mistretta. Lungo, dove c'è Tempesta, poi sforbice in qualche modo Zappalà. Colpo di testa di Agnello che si scontra quasi con Campanella, Prestia vuole guadagnare il fallo laterale, lo ottiene. Ciccio lì! Ciccio su Bossa! Nicoletti, palla scodellata verso Manfredi, Jargiu lo sovrasta regolarmente, secondo il direttore di gara. Maidana, Arcidiacono, stringe il campo, ancora Cocimano, di tacco per il suo numero 7. Arcidiacono prova a passare, sbraccia in maniera evidente Buongiorno, punizione. Qui fallo di inesperienza del numero 11, già battuta la punizione. Maidana verso l'area, Jargiu, palla che rimane lì, Arcidiacono fermato da Benivegna che poi innesca la ripartenza, prova a correre Buongiorno, taglia tutto il campo per fermarlo Zappalà. Fallo laterale Gela, scusate, fallo laterale Accademia ovviamente. E siamo a metà del primo tempo. Iannazzo col fallo laterale cerca la sponda Buongiorno, guadagna un'altra rimessa. Fin qui positivo l'impatto anche in termini di presenza del numero 11. Eccolo qua Buongiorno, contrastato regolarmente da Bossa. Prestia può correre, decide invece di lanciare per la corsa in progressione di Manfredi, troppo lungo il pallone, Mistretta. Campanella, Jargiu prende coraggio e prende iniziativa, poi tocco per Benivegna, la pressione vincente di Argentati, si gioca secondo il direttore di gara, la mette in fallo laterale Benivegna, protesta Jargiu. Che fai? Mi metto fuori anche da palle, che dici? Oh? Che dici? Mi mettete i palloni là, che dici? Allora, là, che stai giocando? Andiamo a questa stupidaggine. Stiamo giocando. La rimessa di Cocimano ai limiti della ripetizione, visto che ha sollevato i piedi.
Poi pallone giocato in avanti da Maidana, colpo di testa da parte di Iannazzo, non riesce a tenerla da Guanno. Qui intanto attenzione, e a terra Iannazzo. Sono tuo fratello, allora perché ti voti così con me, sono tuo fratello, non ti assedere, Andiamo dentro, seduti, seduti. Si è rialzato Iannazzo. Il direttore di gara va verso la panchina in realtà va a parlare col suo primo assistente. Sarà rimessa dunque, si riprende a giocare, si è ripreso Iannazzo, scambiano Bossa e Maidana, interviene Tempesta. Ciccio su Bossa. Maidana con le mani, questa volta lungo verso Manfred, sovrastato ancora da Jargiù, non sa letteralmente come liberarsene il caprone. Poi Maidana col cross ribattuto dalle parti di Nicoletti che palleggia al limite, calcia col sinistro, stoppa tutto Jargiù. Poi Agnello in qualche modo calamita il pallone, servizio a Daguanno, capisce tutto Maidana che mette in fallo laterale, lo applaude la panchina. C'è là la palla! Stiamo zitti! Stiamo zitti della palla! Stiamo zitti! Finiamo di fare sempre casino! Minchia, pure per la palla andiamo a parlare pure! La rimessa, c'è Maidana, poi Iannazzo non controlla bene, Arcidiacono la finge di battere veloce, poi Maidana serve Manfred, chiuso questa volta la campanella, poi tocco maldestro di Nicoletti, Nolfo resiste alla carica di Zappalà, poi palla per Buongiorno che non arriva, spazza Cambuzza dove c'è Arcidiacono, di testa Jargiù, Daguanno appoggia per Iannazzo che prova a correre, il body check regolare da parte di Iannazzo, anzi di Cocimano. Poi Iannazzo si guadagna in maniera totalmente gratuita un cartellino giallo. È una punizione regalata questa! Porco diavolo! Entrambi i numeri 2 della partita sono ammoniti allo scoccare del 28esimo. Sicuramente non gradisce, penso che l'abbiate anche sentito. Stai lì, tu Cocimano! La palla Cocimano! Rimessa per Maidana, Cocimano anticipato da Iannazzo. A terra Manfred dopo l'ennesimo contatto, poi spazza Jargiù, allontana Argentati, Manfred prende posizione, ancora Manfred, spalla alla porta, arriva Benivegna dove non arriva Jargiù. È un controllo continuo con tutti i mezzi a disposizione per Jargiù e per Benivegna, mentre intanto scappa dall'altra parte Barraco, lo taglia fuori Zappalà che guadagna rimessa. Toni con la testa che sei ammonito, in ritardo non entrare! Cazzo! Rimessa di Argentati, poi colpo di testa di Barraco, Cocimano con l'apertura panoramica su Biccio Arcidiacono che non riesce ad arrivare.
rimessa è per Iannazzo, battuta con l'anticipo di Bossa per Arcidiacono, cerca Manfredi che calcia subito, palla fuori. Alla battuta lunga Mistretta, cerca Tempesta, stacca Bossa alle sue spalle, poi Arcidiacono, scambio volante con Manfredi che non riesce, sbaglia Campanella, arriva Maidana, Arcidiacono gira su se stesso il numero 7, poi allarga per Argentati, lungolinea a cercare la corsa di Nicoletti, chiude Benivegna e palla che finisce fuori. Rimessa di Argentati, scambia con Cocimano, poi scambia con Prestia, mette in mezzo il pallone, Arcidiacono non arriva, occhio a Maidana per rialimentare l'azione d'attacco del Gela. Arcidiacono guarda la porta, cerca il cross, Cocimano sbaglia da pochi passi ma era tutto inutile, fuori gioco del 10. La battuta di Mistretta direttamente in fallo laterale. Manfredi contro Giargiù, poi fallo su Iannazzo. Mai viste queste cose? Mai viste queste cose? Lasciate, c'è una palla là, la prendono loro. Mai viste queste cose? Siamo pazzi, oh! No, non mi ha passato! Qui Zappalà sovrasta Nolfo che rimane a terra. Prestia prova a passare, non riesce a chiudere la Campanella, poi Cocimano in verticale per Arcidiacono, anticipato da Iannazzo, si rialza Nolfo. Rimessa per Cocimano, sarà ancora lunga. Rimessa dentro l'area di rigore, palla allontanata a Benivegna col fallo di Gambuzza. Si rialza piano piano l'ex giocatore del Mazzara. E Mistretta che va a lungo, questa volta cerca da Guanno, colpo di testa di Maidana, poi Tempesta per Campanella, arriva Manfredi che gli toglie il pallone, allora corre Prestia, Campanella corre anche sull'11 e Giargiù direttamente in fallo laterale. La rimessa di Argentati, messa fuori, poi Agnello prolunga, Bossa prima di Tempesta, poi Argentati anticipato da Barraco, da Guanno, palla per Iannazzo, si rialza Nicoletti, sbaglia però il pallone Iannazzo, glielo restituisce il Gela e allora Tempesta, sbaglia anche lui, tanti errori da una parte e dall'altra, corre Arcidiacono che prende il ritmo, Arcidiacono per Nicoletti anticipato da Giargiù. Benivegna resiste a Bossa che lo tira anche per la maglia, poi Tempesta per Agnello, entrata
regolare secondo l'arbitro da parte di Argentati, palla in verticale, fuori gioco di Arcidiacono. Sarà calcio di punizione per l'Accademia, interviene Zappalà, Maidana, scodella per Cocimano, il controllo è girato ancora per il suo terzino, Maidana non la tiene in campo però. Danilo, sui piedi! Sui piedi, Danilo! Daguanno scambia con Iannazzo, poi sponda Buongiorno, ancora Daguanno, può correre il cross, secondo palo, la fa scendere Argentati, a vuoto qui Agnello, poi Prestia, usa il baricentro basso per girarsi e partire, Prestia inseguito da mezza Accademia Trapani, resiste, c'è anche una tirata di maglia, l'arbitro lascia correre, Daguanno la può far scendere e controllare, sovrappone Iannazzo, Daguanno con la sterzata, poi d'esterno per Nolfo, triangolo che si chiude, Iannazzo, qui giocata ancora con Nolfo, Iannazzo non la tiene. Qui deve sistemare il parastinco destro Licio Arcidiacono. Scambiano Maidana e Bossa. Maidana col rinvio stoppato, poi Campanella, infine Daguanno, poi Tempesta carica. Attenzione perché si gioca ancora. C'è un po' di parapiglia, per fortuna adesso la situazione si è un po' calmata. Quindi si è riportata la normalità per fortuna la situazione. Tutto è partito da uno scontro tra Maidana e Tempesta. Il direttore di gara richiama proprio Maidana e richiama Tempesta, che è stato tenuto a bada dai compagni. Qui il direttore di gara prende un mezzo abbaglio perché prende Campanella e non Tempesta. In ogni caso giallo, un giallo per parte e diventano 2 gli ammoniti per squadra. Tra le altre cose ammoniti entrambi i terzini del Gela, questa non è una cosa da sottovalutare per la panchina oggi affidata a mister Mirabella.
Punizione per l'Accademia perché nel frattempo c'era stato il fallo sulla palla Tempesta, fischia l'arbitro, la palla che spiove sul secondo palo allontana Zappalà, poi Daguanno ai 20 metri in rasoiata, facile per Valenti. Valenti che corre veloce per rimettere in gioco, c'è Prestia che la fa scorrere, la palla esce però. Aspetta, mettiamoci bene! Mettiamoci bene! Giochiamo noi! Siamo lì, Danilo! Iannazzo cerca Tempesta, l'anticipo di Bossa, poi Coscimano in qualche modo, di testa Iannazzo, di testa Nolfo, poi Maidana, Iannazzo, Daguanno, di testa Tempesta, mette giù Nolfo, Daguanno, pressato, fermato da Bossa. Con calma, con calma! Con calma, che manca poco! Con le mani Iannazzo, va giù Buongiorno, poi Gambuzza in fallo laterale. Ci penso io. La rimessa di Iannazzo, questa volta in anticipo Coscimano, poi tocca Agnello, c'è Campanella, lo scambio ai 20 metri Campanella, guarda la porta e calcia, la respinta di Gambuzza, vediamo se tramuta l'azione in offensiva, il Gela no, perché c'è Benivegna, gran partita dei due centrali fin qui per l'Accademia, poi l'anticipo di Argentati, fallo laterale per l'Accademia a 4 dalla fine dei 45 regolamentari, poi recupero, sicuramente ce ne sarà. Nolfo prova a tenerla, la chiusura poi su Tempesta da parte di Argentati. Lo scambio tra Barraco e Campanella, poi palla ad Agnello che finta di crossare, prova ad andare sul fondo, Bossa lo stoppa, palla in calcio d'angolo. Il primo angolo della gara per l'Accademia. Sono occupata Guanno con l'effetto a rientrare con il destro. La battuta di Daguanno verso il cuore dell'area, palla che rimane lì in due dell'Accademia a terra, si gioca Iannazzo da ultimo uomo nella metà campo del Gela, insiste la squadra di casa ma c'è a terra Zappalà, a terra anche Benivegna. Questo gioca perché mi stavo alzando, Ultimi 2 minuti prima del 45esimo. E poi la palla restituita da Bossa all'Accademia. Mistretta che la mette giù, la calcia lunga, cerca ancora, questa volta Buongiorno, l'entrata di Gambuzza è rimasta a terra, l'arbitro fischia fallo. A terra Buongiorno. No,
Il lancio di Campanella, controlla Iannazzo che prova ad andare uno contro uno con Maidana, poi Daguanno col cross deviato a Bossa, angolo. Tempesta per la battuta dell'angolo col mancino a rientrare il 10, grappolo di uomini in area, pallone sul primo palo allontanato, poi stacca Daguanno, allontana in qualche modo Zappalà. Agnello la vuole giocare subito, non la controlla Campanella. Tre minuti il tempo di recupero praticamente da quando verrà effettuata questa rimessa da Maidana. Alla ricerca di Manfred, alla fine Arcidiacono col tacco di testa Agnello, che poi la riesce anche a controllare, a giocare bene su Daguanno. Daguanno pressato e fermato, poi palla lunga a cercare Manfred, posizione regolare, Manfred a tu per tu con Mistretta che è bravissimo nell'uscita. Una delle prime volte dall'inizio della gara in cui Manfred è riuscito a sfuggire alla cura dei due centrali. Poi Benivegna lancia lungo, troppo lungo, poi arriva Buongiorno che prova a inserirsi, lo ferma Zappalà, poi Gambuzza. Argentati addosso ad Agnello, poi Tempesta anticipato a Nicoletti, arriva Barraco, Campanella, Tempesta porta sul pallone, Tempesta col cross deviato, Valenti accelera i tempi il portiere del Gela perché vede le squadre spaccate in due. Arcidiacono anticipato dall'uscita di Mistretta. Barraco scodella questa palla verso ancora Buongiorno, anticipato da Zappalà, poi Campanella, fermato anche lui. Barraco, Bossa prova a mettere ordine ma non controlla bene, e allora Tempesta scodella questa palla per Nolfo che corre, Gambuzza lo anticipa, poi Nolfo lotta e Gambuzza la mette in fallo laterale. Ultimo minuto in arrivo di questo primo tempo, 0-0, poche occasioni chiare, limpide. Ai punti è un pareggio che non cambia più di tanto quello che è l'equilibrio iniziale, poco si è visto, comunque poco per giustificare un eventuale vantaggio dell'uno o dell'altra squadra. Rimessa di Argentati, Campanella di testa, poi Cocimano lotta con Buongiorno, poi prende posizione, prende anche il pallone, lo lancia per la corsa di Prestia, troppo lungo però c'è Mistretta. Aspetta che è finita! Mistretta batte lungo, c'è solo Bossa che però viene rimontato perfettamente da Nolfo. Maidana la lascia scorrere, poi la calcia Iannazzo con questo campanile che sta per spiovere dalle parti di Nolfo, ma per l'arbitro basta così per il primo tempo. È 0-0 al Sorrentino di Trapani tra l'Accademia e il Gela. Poco da raccontare in questo primo tempo all'insegna dell'equilibrio, un paio di occasioni in avvio di partita, poi poco o nulla da segnalare, tanto equilibrio fin qui a Trapani, ma intanto noi, così come le squadre, andiamo in intervallo, naturalmente restando collegati con il Sorrentino di Trapani e naturalmente con un occhio alle altre 3 gare targate Sportisili in corso di svolgimento adesso in eccellenza, ma intanto noi ci riposiamo per un paio di minuti, poi torniamo.
Palermo Futsal Club e Altofonte, vittoria per il rosanero con risultato di 4-2. Siamo qui con Giuseppe Calino, salutiamo. Salve. Allora, una partita con due volti, forse un inizio non perfetto con il gol subito, poi la rimonta. Che partita è stata? Ma è stata una partita che, come già ci aspettavamo, come già ne avevamo parlato in settimana, era sicuramente dura perché il nostro avversario è un avversario di livello. Come noi, loro l'anno scorso hanno vinto la Serie D, l'altro girone, il girone opposto al nostro, quindi sapevamo che oggi sarebbe stata dura. Il gol a freddo può capitare, ci sta, perché comunque parliamo di un avversario di livello, ma sono contento della reazione dei compagni. Poi siamo riusciti a mettere in campo tutto il lavoro fatto durante la settimana e insomma ha fruttato. È difficile trovare un migliore in campo quest'oggi per la squadra rosanero, tanti hanno giocato una grande gara, in particolare però ci soffermiamo su Emanuele Fiorentino, un esordio perfetto perché era la sua prima gara dopo l'infortunio, doppietta. Che gara è stato e che gara è stata per lui e soprattutto quanto serviva un giocatore così al Palermo? Beh, quando hai un giocatore come Manu nel roster fa sempre la differenza. Diciamo che Fiorentino non lo faccio conoscere io, è uno che pratica questo sport ad alto livello da anni e anni. Nonostante qualche acciacco fisico ha già fatto vedere tutte le sue capacità, tutto il suo potenziale e anzi ancora a margine di miglioramento. Oggi è stato fondamentale, ma come lo sono stati tutti i miei compagni che hanno dato dal primo al 60° minuto il 100%, questa è la forza di questa squadra, chi entra dà sempre il massimo e fa sempre la differenza. La prossima sfida invece è contro il Favignana, tu che sei un grande esperto del calcio a 5, ti chiedo se li conosci e se ti aspetti qualcosa in particolare da loro. Non ho avuto modo di apprezzarli nel recente, li conosco da qualche annata passata, probabilmente saranno ormai cambiati. Sicuramente sarà una trasferta impegnativa anche perché ci sarà il viaggio di mezzo e quindi bisognerà ben dosare le risorse energetiche del gruppo. Però mi aspetto come questa e come tutte le altre una guerra e con a fianco i miei compagni mi sento di poter combattere con chiunque. Qui con Peppe Tripoli. Giuseppe, una grandissima gara la tua, tu che sei under, quindi un fiore all'occhiello di questa società come il 3M che oggi porta a casa i 3 punti anche grazie alle tue parate. Sì, diciamo che ho messo il mio, però la squadra ha fatto il suo dovere, è stata grande dal primo all'ultimo minuto, non è uscita mai dal gioco. Io mi sono fatto trovare pronto nel momento in cui bisognava farsi trovare pronto e sono contento così onestamente. Una gara che è sempre sembrata in abbastanza controllo da parte dei tuoi, al tempo stesso comunque qualche intervento molto buono l'hai fatto, un Bagheria che non merita forse la posizione che ricopre in classifica, ma adesso già testa alla prossima. Sì, assolutamente, noi finiamo una partita, pensiamo subito alla prossima perché il nostro obiettivo sappiamo qual è, non dobbiamo mai mollare, sono fiducioso comunque di questa squadra che può arrivare molto lontano. Sapevamo che il Bagheria è un'ottima squadra, è normale che il primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, però posso dire che la seconda parte della partita la mia squadra si è mossa bene, ha giocato un po' più a calcio. Certo, non è normale, l'episodio del rigore è nettissimo, ma anche noi abbiamo avuto l'occasione di questo errore, l'arbitro non l'ha visto, però va bene così, sono contento della mia squadra. La squadra andrà ancora a crescere, ancora qualcuno non è in condizioni fisiche perfette, però sono convinto che la squadra è un'ottima squadra e fare solo un bel campionato. Che siamo sulla strada giusta, oggi sapevamo che il Bagheria era uno squadrone, ma ce la siamo giocata alla grande, domenica abbiamo il Valderice, cerchiamo di fare questi 3 punti e continuare per la nostra strada. Ecco. E noi cercavamo un attaccante, Scarpinato un uomo d'esperienza, uno che ci può dare una mano, ancora normale che non è in condizioni fisiche perfette, però se ci lavoriamo durante l'arco del campionato ci può dare una grande mano. Qualche ragazzo ha qualche problema di lavoro come di Spezio, anche Maniscalco, Lima che lavora, purtroppo dobbiamo stare alle loro condizioni, però la squadra c'è, sicuramente convoco qualche ragazzo dell'Under 18 che merita, però sono contento di quelli che ho. Nicosia ritorna, è a disposizione della squadra, oggi posso dire che la squadra ha retto bene il campo e poi domenica vediamo se è in condizioni fisiche per giocare. Ecco.
Palermo Futsal Club e Altofonte, vittoria per il rosanero con risultato di 4-2. Siamo qui con Giuseppe Calino, salutiamo. Salve. Allora, una partita con due volti, forse un inizio non perfetto con il gol subito, poi la rimonta. Che partita è stata? Ma è stata una partita che, come già ci aspettavamo, come già ne avevamo parlato in settimana, era sicuramente dura perché il nostro avversario era un avversario di livello. Come noi, loro l'anno scorso hanno vinto la Serie D, l'altro girone, il girone opposto al nostro, quindi sapevamo che oggi sarebbe stata dura. Il gol a freddo può capitare, ci sta, perché comunque parliamo di un avversario di livello, ma sono contento della reazione dei compagni. Poi siamo riusciti a mettere in campo tutto il lavoro fatto durante la settimana e insomma ha fruttato. È difficile trovare un migliore in campo quest'oggi per la squadra rosanero, tanti hanno giocato una grande gara, in particolare però ci soffermiamo su Emanuele Fiorentino, un esordio perfetto perché era la sua prima gara dopo l'infortunio, doppietta. Che gara è stato che gara è stata per lui e soprattutto quanto serviva un giocatore così al Palermo? Quando hai un giocatore come Manu nel roster fa sempre la differenza. Diciamo che Fiorentino non lo faccio conoscere io, è uno che pratica questo sport ad alto livello da anni e anni. Nonostante qualche acciacco fisico ha già fatto vedere tutte le sue capacità, tutto il suo potenziale e anzi ancora a margine di miglioramento. Oggi è stato fondamentale, ma come lo sono stati tutti i miei compagni che hanno dato dal primo al 60° minuto il 100%, questa è la forza di questa squadra, chi entra dà sempre il massimo e fa sempre la differenza. La prossima sfida invece è contro il Favignana, tu che sei un grande esperto del calcio a 5, ti chiedo se li conosci e se ti aspetti qualcosa in particolare da loro. Non ho avuto modo di apprezzarli nel recente, li conosco da qualche annata passata, probabilmente saranno ormai cambiati. Sicuramente sarà una trasferta impegnativa anche perché ci sarà il viaggio di mezzo e quindi bisognerà ben dosare le risorse energetiche del gruppo. Però mi aspetto come questa e come tutte le altre una guerra e con a fianco i miei compagni mi sento di poter combattere con chiunque. Qui con Peppe Tripoli. Giuseppe, una grandissima gara la tua, tu che sei under, quindi un fiore all'occhiello di questa società come il 3M che oggi porta a casa i 3 punti anche grazie alle tue parate. Sì, diciamo che ho messo il mio, però la squadra ha fatto il suo dovere, è stata grande dal primo all'ultimo minuto, non è uscita mai dal gioco. Io mi sono fatto trovare pronto nel momento in cui bisognava farsi trovare pronto e sono contento così onestamente. Una gara che è sempre sembrata in abbastanza controllo da parte dei tuoi, al tempo stesso comunque qualche intervento molto buono l'hai fatto, un Bagheria che non merita forse la posizione che ricopre in classifica, ma adesso già testa alla prossima. Sì, assolutamente, noi finiamo una partita, pensiamo subito alla prossima perché il nostro obiettivo sappiamo qual è, non dobbiamo mai mollare, sono fiducioso comunque di questa squadra che può arrivare molto lontano. Sapevamo che il Bagheria è un'ottima squadra, è normale che il primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, però posso dire che la seconda parte della partita la mia squadra si è mossa bene, ha giocato un po' più a calma. Normale, l'episodio del rigore è nettissimo, ma anche noi abbiamo avuto l'occasione di questo errore, l'arbitro non l'ha visto, però va bene così, sono contento della mia squadra. La squadra andrà ancora a crescere, ancora qualcuno non è in condizioni fisiche perfette, però sono convinto che la squadra è un'ottima squadra e fare solo bel campionato. Siamo sulla strada giusta. Oggi sapevamo che il Bagheria era uno squadrone, ma ce la siamo giocata alla grande. Domenica abbiamo il Valdese, cerchiamo di fare questi 3 punti e continuare per la nostra strada. Ecco. E noi cercavamo un attaccante, Scarpinato un uomo d'esperienza, uno che ci può dare una mano, ancora normale che non è in condizioni fisiche perfette, però se ci lavoriamo durante la scuola del campionato ci può dare una grande mano. Qualche ragazzo ha qualche problema di lavoro come di Spezio, anche Maniscalco, Lima che lavora, purtroppo dobbiamo stare alle loro condizioni, però la squadra c'è, sicuramente convoco qualche ragazzo dell'Under 18 che merita, però sono contento di quelli che ho. Nicosia ritorna, è a disposizione della squadra, oggi posso dire che la squadra ha retto bene il campo e poi domenica vediamo se è in condizioni fisiche per giocare. Ecco. Tornano in campo le squadre per il secondo tempo di Accademia Trapani contro Gela, il parziale è di 0-0, ci si aspetta sicuramente qualcosa di più dal punto di vista del gioco, soprattutto dalla squadra di Cacciola, oggi affidata a Mirabella. Nessun cambio rispetto alle formazioni che hanno iniziato e finito
il primo tempo, formazioni che a breve andrò ad elencare. Intanto attendiamo il primo giro al pallone di questo secondo tempo dato dal Gela. Colpo di testa di Manfrè, poi pallone gestito da Barraco dopo l'intervento di Benivegna, di testa Zappalà, direttamente in fallo laterale. Allora formazioni partendo dall'Accademia Trapani che si schiera con Mistretta in porta difesa con Iannazzo a destra, Barraco a sinistra, i centrali sono Capitan Jargiù e Benivegna, in mezzo al campo c'è Campanella con Agnello, poi sulla tre quarti Tempesta, Daguanno e Bongiorno a sostegno di Norfo. Qui intanto attenzione alla palla per Tempesta, Valenti col primo intervento della sua partita, attacco ancora vivo per l'Accademia, colpo di testa a mettere fuori Zappalà, miracolo di Valenti mentre è rimasto a terra Tempesta dopo la conclusione. Ma che miracolo di Valenti che conferma di essere un grande portiere dopo una manciata di secondi dall'inizio. Toglie letteralmente dalla porta il tiro a botta sicura di Tempesta, in attesa che si rialzi il numero 10 prima del calcio d'angolo la formazione del Gela che si schiera con Valenti in porta, linea difensiva con Argentati a destra, Maidana a sinistra, Gambuzza e Zappalà i centrali, in mezzo al campo Bossa con Nicoletti, Cocimano sulla tre quarti, di punta Manfrè assistito da Arcidiacono e da Prestia, e l'angolo, il terzo per l'Accademia Trapani, mentre Tempesta guadagna l'esterno del campo. Dalla bandierina andrà Daguanno, direttore di gara che guarda le mischie in mezzo al campo, poi vuole parlarci su. Con Agnello che cercava di divincolarsi per guadagnare posizione. Poi si può ripartire con l'angolo e se ne occupa Daguanno. Pallone in mezzo, colpo di testa di Jargiù che per pochissimo manca la porta. E lo ha iniziato bene questo secondo tempo l'Accademia Trapani, incoraggiati i giocatori dai componenti della panchina. Oggi, nonostante la partita di cartello, non tantissime presenze sugli spalti del Sorrentino. Mentre è rientrato Tempesta e Campanella prova a recuperare un'altra palla. Rimessa per Argentati, questa volta Nicoletti arriva ma la colpisce nella direzione sbagliata, e fallo laterale per l'Accademia Trapani con Barraco. Campanella, l'intervento di Nicoletti, ancora fallo laterale per l'Accademia Trapani. Ciccio, mani dritte, Con le mani Barraco, poi Tempesta in avanti, prova ad arrivare Bongiorno che disturba fallosamente Zappalà. Andrà a rinvio Valenti. La battuta del portierone del Gela che in avvio di secondo tempo ha sventato su Tempesta la palla del possibile vantaggio interno. Cocimano scambia con Maidana, poi Arcidiacono fermato, c'è ancora Maidana, anche lui fermato, rimessa Gela. Palla allontanata in questo caso da Iannazzo direttamente in fallo laterale. Andiamo con le panchine, con l'Accademia Trapani che porta con sé il secondo portiere Cipi, poi Cammareri, Erbini, Simone Erbini, Dembambaye, Sisei,
Oddo, Todaro, Mario Secan e Guaiana. Dall'altra parte la panchina del Gela con il secondo portiere Colace, poi Scozzari, Tuve, Diddio, Russello, Gigante, Migliorisi, Caronia e Savasta. Panchina ricca di pesi massimi, quella del Gela. Zappalà, Gambuzza, la finta e per l'appoggio a sinistra per Maidana. Cocimano, la finta di corpo a disorientare Campanella per ancora Cocimano, il contatto e il fallo di Campanella, punizione, praticamente una specie di corner corto ma con vista sulla porta per il Gela. Sulla palla Maidana e Cocimano, ma di dubbi sul tiratore ne abbiamo pochi. Fischia l'arbitro, parte Cocimano verso la porta, il salvataggio sulla linea, poi attacco ancora vivo, è stato Benivegno a salvare il cross, secondo palo, colpo di testa ma era in fuorigioco Gambuzza. Si salva l'Accademia. Qui era abbastanza prevedibile il tentativo di battuta di Cocimano, è stato bravo Benivegna a mettersi sul primo palo a coprire Mistretta. Battuta di Mistretta, Bossa sulla testa di Nolfo, poi Cocimano, Maidana, Arcidiacono di prima, non può arrivare Arcidiacono, non può arrivare nessuno, Giargiù, poi verticale Iannazzo per Daguanno, palla verticale per la corsa di Bongiorno che adesso accelera su di lui Arcidiacono. Bongiorno fermato al numero 7, poi riesce ad avere un guizzo a mettere in mezzo il pallone, Zappalà in qualche modo, poi l'arbitro segnala il calcio d'angolo. Allora il corner, il quarto per l'Accademia Trapani, alla battuta Tempesta. Movimento, blocchi in area, Tempesta sul primo palo, l'intervento su Nolfo in calcio d'angolo da parte di Gambuzza. La battuta ancora di Tempesta che deve sistemare la palla per metterla nel suo quartino lì per battere. La battuta di Tempesta questa volta nel cuore dell'area, deviazione a metter fuori. La tiene con una magia, anche rischiando qualcosa Prestia. Poi Arcidiacono, ripartenza Gela, Arcidiacono può correre, lo insegue Barraco, serie di finte, allora si risistema l'Accademia, passa Arcidiacono, ma la palla in fallo laterale. Bossa, Prestia, Arcidiacono, l'anticipo, il fallo è di Barraco che si becca anche l'ammonizione. La punizione per il Gela, sulla palla c'è Bossa, c'è anche Maidana che la sistema. Si è attaccato tutto il campo, evidentemente va a battere lui. Fischia l'arbitro, infatti va Maidana, pallone che spiove, colpo di testa, vola Mistretta a salvare su Zappalà, calcio d'angolo. E corner per il Gela che adesso cerca
di rispondere colpo su colpo agli avversari. Sul pallone c'è Peppe Prestia. Il tocco poi, il cross di Maidana, solo maglie magenta e nere ad allontanare Nicoletti di testa per non sbagliare su Valenti. Valenti rinvia dalle parti di Prestia e di Manfred, esce Mistretta che poi deve desistere, Giargiù la fa scendere, la mette in fallo laterale. La rimessa per Cocimano che andrà forse ancora lungo, sì, verso l'area. Pallone che rimane lì, Arcidiacono calcia, ma Mistretta c'è. E adesso piovono palle gol da una parte e dall'altra a fare da contraltare ad un primo tempo sicuramente non esaltante e non emozionante. Benivegna si appoggia a Mistretta che la controlla, inseguito da Manfred, decide di calciare lungo, non ci sono maglie dei compagni di squadra a giocarla, c'è Gambuzza che appoggia a Valenti. Tanto pronto Guaiana nell'Accademia Trapani, la prima mossa la fa Melillo e Argentati guadagna metri, poi palla in verticale a cercare Nicoletti, l'anticipo di Benivegna, adesso il cambio. Guaiana Nolfo, la staffetta. Entra anche Angelo Caronia, dunque debutto con la sua nuova maglia, va fuori Prestia, grazie per lo spoiler a mister Mirabella. E dunque debutto in maglia gela per il giocatore che ha iniziato la stagione all'Unitas Sciacca, che tra l'altro ha giocato già 2 partite in questa stagione qui al Sorrentino, entrambe con la maglia nero-verde, una in Coppa Italia, una in campionato. In entrambi i casi è arrivata una vittoria. Vedremo se calerà il tris Caronia contro l'Accademia. Eccolo qua, subito coinvolto, viene però raddoppiato e fermato Agnello. Forse il fallo di Argentati, sì. Altra grande giocata di grande energia da parte di Agnello. Campanella subito col lancio, cerca subito Guaiana, duello con Argentati, l'ultimo tocco è di quest'ultimo che si affretta per evitare l'angolo e guadagna fallo laterale. Argentati che va con le mani. Con le mani il numero 2 non riesce a prolungare Nicoletti, arriva Campanella prima degli altri, poi palla che arriva giù, Cocimano fermato da Agnello che può anche calciare, tiro debole. Argentati con spazio, si propone il terzino destro che sventaglia ancora lungolinea, questa volta c'è Caronia sulla stessa strada, Caronia finta il cross, non arriva nessuno, allora da mandare 1 contro 1. Caronia quasi dimentica il pallone, poi crossa, serie di rimpalli, ultimo tocco di Barraco, rimessa. Caronia con le mani, scambia con Nicoletti, poi ancora un fallo laterale, era già fuori dal campo quando l'ha toccata Caronia. E
Allora con la rimessa ancora lunga di Cocimano verso l'area, serie di contatti, poi pallone allontanato, Maidana, campanile sul lato destro, Cocimano anticipa Barraco, rimessa Gela. Qui Manfrè, forse un tocco col braccio, l'arbitro lascia giocare dicendo l'ha presa con la faccia. Di testa Maidana, mette giù Guaiana, poi arriva Tempesta che gli sposta la sedia e fa anche perdere palla alla sua squadra. Zappala, calciando lontano. Manfrè lotta con Benivegna, arriva Giargiù, appoggio di testa all'indietro, Mistretta. Scavallata l'ora di gioco da una quarantina di secondi, non si schioda dallo 0-0 questa partita, con mister Melillo che chiama Todaro ad accelerare le operazioni di riscaldamento. Toccherà probabilmente a lui come seconda mossa. Cocimano sbaglia la girata, arriva Campanella prima di tutti, corre da Guanno, inseguito da due giocatori del Gela, accorcia all'indietro su Iannazzo che è costretto a buttarla via. Guaiana sovrastato fallosamente da Cambuzza. E punizione per l'Accademia Trapani. Sulla palla c'è Tempesta. Arbitro che va a far riprendere il gioco. Giargiù, manca l'aggancio sul secondo palo, palla sul fondo. C'è il cambio, c'è il cambio! Vieni, veloce! C'è il cambio! C'è il cambio! Ancora un cambio per parte. Todaro per Tempesta. E dall'altra parte ovviamente Savasta per Manfrè. Sempre alti, Nino! Finisce la partita di Tempesta che ha avuto la ghiottissima palla gol dopo 35 secondi di secondo tempo. Non cambia la fisionomia dall'una e dall'altra parte, c'è Todaro adesso tra le linee di centrocampo e attacco dell'Accademia Trapani, c'è Savasta come vertice alto, anzi altissimo, dell'attacco gelese. Di testa Giargiù, Todaro prima palla della sua partita per Daguanno che palleggia, serve ancora il 18, poi prova lo scambio, subentra nell'azione Agnello che al limite calcia col sinistro, da dimenticare. Ha già rimesso in gioco il Gela, Maidana lungo, cerca Savasta, interviene in fallo laterale Iannazzo. Occhio dietro, Ciccio Barraco. La battuta di Maidana, poi interviene Campanella, in qualche modo Barraco allontana la minaccia, Caronia guarda negli specchietti, vede se arriva l'avversario, arriva invece Argentati, fermato ancora dall'intervento di Barraco. Con le mani Argentati, Benivegna di testa, Barraco la tiene, riesce anche a calciarla più lontano che può. Guaiana con le mani di Zappalà addosso si gioca Arcidiacono, prima palla di Savasta che riesce a girarla per Arcidiacono, gran chiusura di Iannazzo, poi Savasta è in mezzo a due, arriva anche Guaiana a dare una mano in difesa, Campanella per il rilancio di Daguanno.
di testa ancora Gambuzza, poi ancora Guaiana che alimenta ma sbaglia il controllo. Valenti la deve giocare subito, in qualche modo la gioca, bruttissima rimessa qui da parte di Maidana che poi non la tiene in campo. Follia assoluta del nuovo terzino del Gela. Campanella scambia con Daguanno, ancora il 6 per il 7, errore di Campanella e parte Savasta. C'è un'autostrada per Caronia che nel frattempo è finito in fuorigioco. Savasta perde troppi tempi di gioco e poi la butta via Nicoletti. Non ci allunghiamo troppo! Non ci allunghiamo troppo! Mistretta la mette giù e calcia, Non ci allunghiamo! dove c'è Guaiana, stacca Maidana alle sue spalle, poi Cocimano la gioca di prima su Caronia. Caronia affrontato da Barraco che spende il fallo, punizione. Cocimano, Maidana, corre Arcidiacono alle spalle dei terzini, interviene Jargiù, reclamano un tocco con la mano i giocatori del Gela, poi la mette in mezzo Arcidiacono, allontana Todaro, c'è Maidana, Bossa, anticipa Buongiorno, poi anticipa ancora, questa volta di Iannazzo d'Arcidiacono, in qualche modo se l'è cavata Jargiù, onestamente da qui non ho avuto modo di vedere. Savasta prova a farsi spazio, contatto con Benivegna, si gioca anche qui, esce Mistretta. Siamo a metà del secondo tempo, permane, resiste lo 0-0 qui al Sorrentino. Barraco prova a correre, poi viene accerchiato, in qualche modo la tiene, Caronia lo disturba, c'è Guaiana, Todaro, fallo di Argentati. Il cartellino! Punizione. E poi cenni anche distensivi tra mister Mirabella e i giocatori dell'Accademia. La punizione intanto per Campanella. Tutto il Gela negli ultimi 25 metri. Campanella propone in mezzo, Jargiù sul secondo palo, questa volta la prende ma non prende la porta. Valenti la vorrebbe giocare corta, in effetti la gioca corta su Zappala, una ventina di minuti alla fine, considerando anche il recupero. Cocimano riesce a passare ma non ci sono compagni all'appuntamento, manca sempre qualcosa nel meccanismo offensivo del Gela, che adesso si deve difendere. Guaiana riesce ad andare via con una magia, poi quasi dimentica il pallone, arriva Agnello a supporto, Agnello contro Argentati, non ha l'1 contro 1 tra le sue skill principali e alla fine commette fallo su Argentati che rimane a terra. L'ammonio, Dario, l'ammonio! Ma vaffanculo! Giallo per Agnello. È assurdo! Ma che cazzo ammonì? Diventano 6 gli ammoniti. Sta preparando un'altra mossa il Gela, dovrebbe toccare a breve ad Alessandro Di Dio, ritorno a Gela per lui. Sta provando ad accelerare esercizi di riscaldamento anche Scozzari.
la battuta di Valenti, Savasta stacca a vuoto, poi Arcidiacono prova ad arrivare, c'è Jargiu che se la sposta con la testa e non riesce però a calciarla. Lo stiamo dando, stai zitto! Lo stiamo dando, che cazzo? La rimessa di Cocimano verso l'area, stacca molto bene Campanella, poi ancora Cocimano col cross ribattuto dal solito generoso Agnello, calcio d'angolo. Bossa dalla bandierina, effetta uscire col suo destro, pallone che è in area, Gambuzza di testa, la palla rimane lì! E c'è la rete di Cocimano che sblocca il risultato in favore del Gela. Serviva un episodio e alla fine l'episodio è arrivato, realizza Turi Cocimano, 1-0 per il Gela. L'esultanza davanti allo spicchio riservato ai tifosi ospiti per Cocimano, gol di un peso specifico gigantesco per il giocatore Exen che realizza la rete che porta in vantaggio la sua squadra. È un gol di un peso specifico gigantesco perché la partita è bloccata, perché la partita è poco spettacolare dopo un inizio brillante dall'una e dall'altra parte. Intanto non ce la fa Argentati. Al suo posto Migliorisi. Intanto arriva l'ammonizione per Melillo. Stiamo perdendo solo tempo. Stiamo perdendo solo Intanto arriva anche l'ammonizione per Mirabella. Il cambio di Didio ancora non arriva. Vediamo se si può riprendere. Si riprende. Partita ferma già da un paio di minuti dopo il gol di Turi Cocimano, che ricordo tanto c'è stato un fallo. Avete solo quest'arma voi. Avete solo quest'arma. Il cartellino avete e basta. C'è la punizione. Arriva adesso il cambio. Esce Arcidiacono ed entra Alessandro Di Dio. Ritorno per lui a Gela. Dai Ale! Hanno fatto quello che volevano, ora non ci cago più. Ora non ci cago La punizione è per il Gela. Di Dio va a fare il terzino, mentre Migliorisi si mette
alla destra. Savastà porta a spasso il pallone, Savastà calcia male. Benivegna, corto per l'Accademia, poi lancia lungo, Guaiana con la sponda, non ci sono però compagni, c'è solo Di Dio che controlla, deve affrettare, viene colpito da Todaro, l'arbitro lascia giocare, Todaro davanti a Valenti che esce con coraggio e poi si è fatto male Di Dio. È messa a terra Zappala, non Di Dio. Andiamo, che definizioni ci sono? Aspetta, c'è cambio! C'è cambio! C'è cambio per l'Accademia, doppio cambio. Gioca a destra, 4-3-3 a destra. Todaro! Todaro! Entrano Cammareri, Todaro! Gioca a sinistra! Cammareri al posto di Iannazzo e Mbaye. No, lui fa il tiro, tu fai il play, lui fa la metà. Stai così però, stai così però. Per Agnello, uno dei migliori in campo in casa Accademia. Siamo 4-3-3, andiamo! Signori, ci sediamo. Grazie. Subito coinvolto Baie che restituisce palla agli avversari. Todaro, a sinistra sei, Todaro! Il rinvio di Valenti, non ci arriva Caronia, spazza giù Todaro, prolunga ma non ci sono maglie dell'Accademia e allora Di Dio. Rilancio di Bossa, interviene Barraco, Baie riesce in qualche modo a tenerla, Campanella, Barraco, calcia avanti, di testa Di Dio, di testa Migliorisi, arriva Savastà, Savastà prova a girarla, viene affrontato, non riesce nella giocata. Campanella, Barraco più avanti che può cercare la torre di Guaiana, di testa Zappalà, poi Cocimano, duello con Daguanno, l'anticipo di Dio, Migliorisi in qualche modo poi spazza Nicoletti ed è un cambio gioco che cerca Caronia dall'altra parte, non può arrivare il 19, fa buona guardia Cammareri. Daguanno, poi Cammareri per Campanella, resiste al contatto con Savastà, però ancora a portare avanti il pallone, il contrasto con Nicoletti, il fallo secondo l'arbitro. Sei ammonito! È finita la partita, ora è buono così, oh! Ora è finita la partita! Bravo Alessio! Forza Ale! Vai Ale! Vai Ale! Vai Alessio! Fischia l'arbitro, Bossa va a lanciare dalle parti di Caronia, l'anticipo col tocco poi dell'ala palermitana. E la rimessa battuta da Cammareri, Imbaie, controllo col petto non perfetto, allora Migliorisi per un attimo la recupera, Daguanno col fallo di Caronia.
Controllo di Barraco che passa su Migliorisi, poi vince anche il rimpallo su Nicoletti, spazza via Zappalà. E poi palla calciata in avanti, Giargiù di testa, con le mani mistretta. Campanella, Baie, Campanella, parte per vie centrali l'Accademia, poi tocco largo per Todaro, sovrappone Barraco, Todaro con la sterzata, ancora Todaro che però a passare poi se la porta male avanti e allora consente la ripartenza al Gela. Nicoletti, fiondato, Giargiù di testa. Rimessa, poi cerca col tacco Savasta, palla allontanata dove c'è Guaiana, di testa Gambuzza, arriva Valenti a prenderla. Valenti con rinvio dalle parti di Migliorisi che non può arrivare. Baie, Barraco, Todaro, la giocata di Todaro che può avanzare, tocco per Guaiana, Baie allarga d'esterno, arriva sulla corsa a destra Cammareri che calibra questa palla fiondata, intercettata da Caronia, sarà fallo laterale per l'Accademia che adesso prova a spingere, ultimi 8 minuti e mezzo di partita più recupero. Buongiorno, fermato da Maidana, si allungano le maglie, alla fine la meglio il 3 della squadra ospite che spazza via. Giargiù, l'appoggio a Mistretta che la gioca subito su Benivegna. Avanza il 5, tocco per Barraco, evita l'intervento di Miglionisi e poi lancia col piede debole. Campanello arriva Zappalà, arriva anche Cocimano che resiste su Daguanno, ancora il momentaneo match winner della sfida del Sorrentino che tocca per Maidana. Caronia in anticipo, Giargiù usa il fisico e poi è bravissimo a liberarsi della morsa. Daguanno non è altrettanto bravo, allora il Gela riguadagna. Cocimano, palla per Caronia che può avanzare. Caronia, affrontato da Daguanno, riesce ad evitarlo con una grande giocata. Cocimano, Di Dio, Nicoletti vuole la partenza dei Migliorisi, la capisce però Barraco. Campanella con il lancio a cercare Guaiana, in anticipo Zappalà che con calma l'appoggia Di Dio. Campanile strano del 15, stretto nella morsa dei due giocatori, poi fallo di Guaiana secondo l'arbitro, punizione. C'è il cambio al minuto 84, va fuori Barraco e va dentro Simone Erbini. Senza lanciare, giochiamo palla a terra. C'è ancora 20 minuti, dai! 6 e mezzo più recupero da giocare. Valenti a lanciare lungo, colpo di testa di Erbini, poi Todaro dove c'è Di Dio, Bossa deve liberarsi del pallone, lo fa servendo Di Dio, poi Nicoletti verticale a cercare la corsa di Migliorisi, esce Mistretta. Baie può avanzare, il tocco per Benivegna. Erbini, Baie, Cammareri, Baie, si chiude il Gela, palla larga per Buongiorno,
Buongiorno col cross, Valenti. Era in fuorigioco Guaiana. Dai. Battuta lunga, colpo di testa di Jargiù, fallo laterale per il Gela che adesso cerca di far passare tempo. Sono 4,5 da giocare, poi il recupero. Gambuzza qui scorta l'uscita del pallone in fallo laterale. La battuta di Maidana, colpo di testa di Imbaglie, poi quello di Buongiorno, prova ad arrivare Guaiana, la fa rimbalzare, la fa scendere Bossa, che poi non riesce a toccarla, sarà rinviato al fondo. Rilancia Valenti, Savasta prova a staccare, poi Caronia cerca di accelerare contro Jargiù che in qualche modo lo ferma, però ancora Caronia col possesso, Caronia, tiro ribattuto, poi arriva Nicoletti dalla distanza, palla fuori. Benivegna, Erbini lungo a cercare Guaiana, stacca a vuoto sia lui sia Gambuzza, poi Zappalà mette via Cocimano avanza, il tocco per Savasta che in posizione regolare, affrontato, fermato senza fallo, poi fallo di Cocimano su Benivegna, punizione. Campanella, Cammareri può avanzare, Cammareri uno sguardo in mezzo, poi tocco per Daguanno, in qualche modo la palla passa, commette fallo Daguanno, sì, punizione. 120 secondi prima del recupero, sempre 1-0 Gela, sempre decisivo, il gol al 71esimo di Turi Cocimano. Colpo di testa di Jargiù, fallo laterale, però non riesce a guadagnare metri né tantomeno la palla la squadra di Melillo. La battuta di Maidana, Savasta, Caronia, Savasta prova ad andare a mettere in mezzo il pallone, buca Benivegna, la palla diventa buona per Migliorisi, conclusione di Cocimano, blocca Mistretta. Erbini, ultimo minuto in corso, poi recupero, Todaro, Daguanno può correre, allarga su Cammareri che ha fiato, Cammareri col cross, deviato Bossa, poi arriva Ambaia in anticipo su Savasta, in qualche modo Bossa spazza via. È rimessa per l'Accademia. Daguanno, intercettato il suo passaggio, poi Caronia, al piccolo trotto, serve Savasta, corre Savasta, anche lui piano piano.
Caronia. Caronia vicino alla bandierina contro Cammareri, la palla passa e allora la riguadagna l'Accademia. 5 minuti di recupero. Cammareri può correre, palla messa in mezzo, Bossa in calcio d'angolo. Ultimi assalti dell'Accademia per evitare la sconfitta. Stringe i denti il Gela per portare a casa 3 punti che sarebbero pesantissimi. Dalla bandierina va a Todaro. Pallone nel mucchio allontanato, poi Caronia in qualche modo, forse anche toccandola con una mano, secondo la panchina dell'Accademia, in qualche modo di Dio. Poi Daguanno non arriva. Caronia con un fallo, sì. Campanella per Benivegna, subito su Bongiorno. Benivegna vuole costruire alla mano, come si dice nel rugby, l'Accademia Trapani. Giorgiu, Baie, giocata di atletismo su Bossa, poi Daguanno riesce a trovare i compagni. Giorgiu alimenta l'azione, Cammareri, Daguanno fa correre ancora il suo terzino, la palla sfila e va sul fondo e respira il Gela e si rammarica l'Accademia per questa giocata. E può andare Valenti a rinviare quando siamo quasi a metà del recupero. Sono 2:20 sui 5 minuti concessi al direttore di gara. Rinvia Alex Licata direttamente in fallo laterale, giocata molto male dal portiere questa. E allora Cammareri con le mani, cerca Mbaye, lo trova. Prova a resistere ma alla fine esce Bossa, la scivolata di Mbaye è fallosa ed è da giallo secondo il direttore di gara. C'è a terra Bossa. Si rialza l'ex giocatore della Pro Favara. Batte Gambuzza. Savasta anticipato, poi Daguanno. Cerca ancora Cammareri che ha la meglio su Cocimano e corre. Ancora Cammareri, poi Cocimano, colpito duro da dietro da Daguanno, giallo. Si allunga la lista di giocatori ammoniti. Si è rialzato Cocimano. La battuta di Gambuzza. Caronia prova a tenerla alla bandierina. Cammareri si accontenta del rinvio dal fondo perché vuole giocarla per bene. Mancano 30 secondi, vedremo se si recupererà qualcosa. Viste le 2 interruzioni per i 2 cartellini rivolti, ricordo, ad Daguanno e a Mbaye. Colpo di testa di Cocimano che la mette fuori di testa, sarà fallo laterale per l'Accademia. Ultimi respiri
di questa partita molto intensa, giocata qui al Sorrentino, decisa per il momento da Cocimano, mette fuori Boss, altro fallo laterale per l'Accademia. E l'arbitro fischia 3 volte, è finita la partita, ha vinto il Gela che con i suoi giocatori di punta, in particolare con Cocimano, porta a casa 3 punti pesantissimi dal campo dell'Accademia Trapani. Prestazione pressoché perfetta per la squadra di Melillo, ma contro certe squadre non basta, bisogna fare quantomeno gol e non c'è riuscita. La squadra allenata da Melillo che esce comunque tra gli applausi per una grande prestazione che però non porta punti invece al Gela. Il successo qui al Sorrentino decide uno dei top player affidati a Cacciolo, ovvero sia Cocimano, la zampata a 20 minuti dalla fine, e dunque ribadendo il punteggio finale: Accademia Trapani 0, Gela 1 qui dal Roberto Sorrentino di Trapani. Vi ringraziamo per averci seguito, vi invitiamo naturalmente a vedere in diretta anche le altre gare attualmente in corso del campionato di eccellenza Girone A sul nostro canale, oltre ovviamente a tutti gli altri appuntamenti. Da Francesco Cammuca qui dal Roberto Sorrentino di Trapani è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima.